Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Giornata numero 8, campionato B-Win. Dopo 8 anni tornano ad affrontarsi il Verona, la Sampdoria, due squadre, storie di scudetti magici, improvvisi, bellissimi, altri tempi, altra storia, perché oggi il Verona prova il doppio salto in avanti, la Samp a ritornare dove più merita la Serie A. Mandolini, che non ha mai battuto i blu cerchiati, vuole farlo stasera, superarli in classifica col suo tridente d'attacco da Alessandro Ferrari, Gomez, diverso Perazzoli, che ha vinto col Verona ma ha perso col Torino, e senza Foggia e Palombo deve subito rialzare la testa. Ci prova con Castaldello e Nicola Pozzi dall'inizio, fischia signor Velotto di Grosseto. Non succede nulla per 15 minuti, poi però Semioli ruba pallone a Russo, si vola verso la porta, lo affronta Maglietta, area di rigore, calcio di rigore, c'è il tocco sul piede d'appoggio sinistro, nessun dubbio per Velotto, calcio di rigore. Ecco il replay, doppio replay, contatto in area di rigore, giudicate voi, nessun dubbio per Velotto, qualche perplessità per Mandorlini. Dagli 11 metri si presenta Nicola Pozzi, tiro forte sotto la traversa, palla in rete, battuto Rafael, 1-0 all'esultanza, va verso Azzori, messo in dubbio questa settimana, ma Nicola Pozzi con il suo quinto gol in questo campionato mette subito al sicuro il risultato. Poi ci prova il Verona con Ferrari, contrasto con Accardi, difende bene il pallone su Castaldello, col destro, facile per Da Costa, siamo al minuto 31, 3 minuti. Abbatte dalla destra, pallone nel mezzo, Gomez anticipa tutti e mette il pallone dove non può arrivare Da Costa, pallone in rete, 1-1, esulta Mandorlini, esulta anche Gomez al suo secondo centro stagionale. Il replay, Abbatte che anticipa tutti, cross in mezzo dove Gomez prende il tempo a volta e supera anche Da Costa fuori dai pali. 1-1, poi al 40esimo ci prova anche la Samp, ancora con Castellini, pallone per Pozzi che non trova però la porta. Finisce così il primo tempo con Azzori che si lamenta con i suoi. Inizia la ripresa, inizia con Mandorlini pensieroso, inizia subito col suo Verona in avanti, prova di sinistro Alfredson e siamo al 18esimo, grande però la risposta di Da Costa con la mano destra, calcio d'angolo da 20 metri. L'islandese ci ha provato ma ha trovato il no del portiere della Samp. Poi al 20esimo cambio, esce Pozzi, dentro Pio Vaccari, Azzori vuole dar maggiore forza e freschezza al suo attacco, ma è ancora il Verona al 23esimo con Alfredson, pallone nel mezzo con Gomez che schiaccia troppo però da due passi, pallone alto sopra la traversa, errore qui di Castellini che salta a vuoto e permette a Gomez di schiacciare troppo, però pallone che esce, va sopra traversa. Poi al 29esimo Lazco alla meglio il suo Abbatte con la punta del piede riesce a servire Bertani, pallone fuori di un nulla, grandissima occasione per la Samp. Alla mezz'ora si dispera Bertani, ecco il replay, Lazco alla meglio nel duello con Abbatte, area di rigore, con la punta riesce a servire proprio Bertani, fuori di un nulla a sinistra di Rafael. Al minuto 39 c'è il cambio, fuori Gomez, l'autore del gol del Verona, dentro Bjelanovic per sfruttare al massimo tutte le occasioni, tutti i cross, ma al 20 gol non succede davvero più nulla. Finisce 1-1 tra Verona e Samp, tra Mandorlini e Azzori, punto importante per i gialloblu che salgono a quota 12 in classifica, dietro proprio alla Samp, ferma a 13, lontana dal Toro capolista già di 7 punti, forse troppi per questa squadra, sulla carta quella da battere.